Ciao a tutti e benvenuti a Crafting Connections, il video podcast di Padova Stories e Digital Artifacts, dove si parla di imprese e professioni del futuro con un solo obiettivo: dare delle dritte concrete a chi si mette oggi nel mondo del lavoro. Questa seconda stagione di Crafting Connections l'abbiamo costruita assieme agli amici di Confindustria Veneto Est, che ringraziamo, e soprattutto all'ITS Digital Academy Mario Volpato, di cui abbiamo oggi in studio i suoi magnifici studenti. Ciao ragazzi! Ciao. Fatevi un bel applauso. E naturalmente non posso dimenticarmi della magnifica location che ci dà casa oggi. Siamo infatti negli headquarter di Nalesso a Rubano e nella fattispecie da oggi diventano lo studio di Crafting Connections, quindi grazie anche a Nalesso. Io sono Alessandro Pittoni di Padova Stories e Digital Artifacts e oggi ho il piacere di avere qui con me Chiara Di Gato, HR Manager per Freudenberg. Ciao Alessandro, ciao ragazzi, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui. Benvenuta a Crafting Connections. Grazie. Allora Chiara, noi con questo podcast partiamo dalle basi del mondo del lavoro e cerchiamo di semplificarle ancora di più. Quindi immaginati che io abbia 18 anni, quindi una vita fa, e abbia raggiunto quindi la maggiore età ma non abbia ancora chiaro cosa fare nella vita, quindi una cosa piuttosto magari comune a molti ragazzi. Quindi magari sai, sto scrollando il feed di Instagram senza sapere bene dove voglio andare e casco su questa puntata di Crafting Connections dove ci sei tu che parli del tuo lavoro e della tua azienda. Quindi è l'occasione della mia vita per riuscire a capire magari cosa voglio fare e magari scopro che voglio fare l'HR manager. Quindi spiegaci che cosa fa la tua azienda e di cosa ti occupi tu all'interno dell'azienda. Volentieri, io lavoro in Freudenberg, lavoro con esattezza nello stabilimento di Monselice in provincia di Padova. Freudenberg è una grande multinazionale, ha un'estensione mondiale, è presente in 60 paesi del mondo con più di 16 business unit. Parliamo di settori di business polivalenti, andiamo dall'aeronautica alla robotica al settore medicale. Io nello specifico lavoro nel settore laundry care, quindi per la produzione di tutti quelli che sono prodotti per la cura del bucato e della casa. Ancora più nello specifico lo stabilimento di Monselice, che ancora prima dell'arrivo di Freudenberg era attivo dal 1970, quindi una presenza storica nel territorio di Monselice. A Monselice produciamo stand di biancheria e assi da stiro per due marchi, siamo i produttori unici per il marchio Jimmy e per il marchio Vileda, Sì. entrambi piuttosto conosciuti nel territorio. Mhm. Se voi andate in qualsiasi punto della terra e trovate uno di questi due prodotti, di questi due marchi, sapete che è stato prodotto a Monselice. A Monselice, assieme al mio team di lavoro, sono HR Manager. HR, cosa vuol dire HR prima di tutto? Questa sigla che a volte non è capita. Human Resources, quindi sono la responsabile del personale del sito produttivo di Monselice. Freudenberg in generale ha più di 50.000 persone impiegate in tutto il mondo. Nello stabilimento produttivo di Monselice, il più grande che Freudenberg ha all'interno di questa business unit, siamo 350 persone in questo momento. Tanti? Piuttosto Numerosi. sì, siamo un gruppo colorito, siamo un gruppo soprattutto, ci tengo sempre a dirlo, molto variegato perché siamo multiculturali, abbiamo una grandissima cultura dell'inclusione e delle pari opportunità e lavoriamo assieme, siamo in 18 nazionalità diverse in questo momento tra produzione e uffici. Grazie Chiara, così ci hai fatto proprio le basi di Una chi sei. panoramica, Una panoramica. veloce. E sei pronta per la nostra prima challenge? Sei pronta? Dipende. Sì. Allora, si tratta di grandi verità o falsi miti. Io ti dirò dei concetti che afferiscono chiaramente al tuo ambito dell'HR e tu mi dirai se per te questo che ti dico è una grande verità o un falso mito e poi mi spiegherai perché. Partiamo? Partiamo. Se si lavora sodo, il successo è garantito. Piuttosto grande verità. Piuttosto. Chiaramente bisogna trovare l'ambiente giusto che è anche pronto a valorizzare il vostro impegno, il vostro talento, ma senza l'impegno e la preparazione difficilmente si riesce a far emergere la propria competenza e
Io dico sempre l'importante è prepararsi, poi se si hanno già delle buone basi di talento si brilla comunque. Passiamo al mondo CV. Un CV deve stare per forza in una pagina. Sai quelle cose che bisogna capire. Ok. Falsissimo mito, ragazzi. Ecco, sicuramente un curriculum deve essere chiaro. Deve soprattutto, per chi lo legge, come ad esempio me, mettere in evidenza quelli che sono i punti di forza che in relazione ad una certa candidatura, quindi ad un certo ruolo, state in qualche modo sottolineando in quel momento. Se sono due facciate non c'è nessun problema, l'importante è che siano cose interessanti. Poi eventualmente facciamo anche qualche esempio. Esattamente, perfetto, ma ci arriviamo. Allora, cambiare spesso lavoro durante i primi anni di carriera non è visto positivamente in sede di colloquio. Falso mito. Indubbiamente i tempi sono cambiati, siamo in un mercato del lavoro veramente molto dinamico, per cui personalmente non mi sorprende vedere che anche nei primi anni di carriera un ragazzo o una ragazza dopo 2 o 3 anni cambiano azienda. È normale, anzi nei primi anni è molto importante essere curiosi di scoprire più contesti per poi capire qual è il contesto in cui si vuole effettivamente crescere con un percorso compatto. Sicuramente parliamo di cambi che non possono avvenire ogni 2 o 3 mesi, perché già solo la fase di orientamento all'interno Certo. di una nuova azienda, almeno 6 mesi ve li porta via. Per cui 1 o 2 anni state in un'azienda se vi è gradevole il percorso, dopodiché vi concedete appunto l'opportunità di guardarvi anche attorno. Se non si hanno tutte le competenze richieste dalla posizione, è inutile candidarsi. Falsissimo mito. Ah, Falsissimo mito. Laddove voi capite che c'è qualcuna delle vostre competenze, ma soprattutto ci sono le vostre attitudini, il vostro modo di essere che matcha, si incontra bene con quello che è il ruolo ricercato, candidatevi. Per noi in azienda sono importanti prima di tutto le soft skills, ossia come una persona sa essere, ancora prima di cosa sa fare. Cosa fare magari glielo insegniamo noi a livello più tecnico attraverso la formazione in azienda, ma il modo in cui voi siete è senz'altro la base magica, il vostro potere magico per aver successo nelle aziende. mi hai fregato la domanda sulle soft skills, ma ne ho già una L'ho di fatto riserva. apposta. Allora, se alla fine dell'università non si hanno esperienze di lavoro o stage, si parte già in ritardo. No, assolutamente. Prima di tutto spezzo mezza lancia in favore dello stage perché comunque è sempre una buonissima porta per entrare in un'azienda. Dico mezza lancia e non intera perché non bisogna nemmeno approfittarne di un giovane neolaureato, neodiplomato. Lo stage deve iniziare e ad un certo punto anche finire come periodo perché è giusto gratificare. E no, mai come adesso, proprio perché le competenze da acquisire in azienda sono tante, accogliamo, e credo di non parlare solo per la mia azienda, accogliamo e apriamo le porte anche a ragazzi che al di là di quello che è lo studio teorico non hanno ancora maturato un'esperienza, proprio perché il diventare professionisti è un cammino che si fa assieme alla propria azienda. La persona non diventa da sola professionista. Ed è per questo che è importante trovare l'azienda giusta. Per me è perfetto, però in questo video podcast si ribaltano i ruoli, quindi non sei tu che valuti le persone, ma sono i ragazzi che valutano te. Superata la prima challenge? Sei partita col piede giusto, dai, è andata. No, senti, io invece vorrei tornare su una cosa che io con i colleghi avevo un po' discusso, avevamo un po' sorriso, ma dato che ci sei tu ti chiediamo proprio un insight. Era diventato virale su LinkedIn quel post di quella collega che diceva che un suo amico aveva mandato una candidatura per un posto vacante, salvo poi accorgersi che non aveva allegato il suo CV ma gli esami del sangue. E gli è comunque dopo un po' arrivata la risposta automatica che diceva grazie per esserti candidato, ma diciamo che non fai il caso nostro. Allora, lì ovviamente si sa che la tecnologia va utilizzata, no? Quindi ti chiedo, voi per esempio cioè in che modo si utilizzano in maniera virtuosa i software di magari scrematura automatica che magari cercano sulle parole chiave Esatto. e quindi in che modo possono essere veramente di supporto nel lavoro di un HR? Sì.
Allora, indubbiamente la tecnologia deve essere partner e amica dell'HR e non andare a confondere le acque, men che meno dare un feeling impersonale a chi da fuori contatta l'azienda. Personalmente utilizzo la tecnologia per fare una ricerca per keywords, appunto parole chiave, in modo tale da poter capire se ci sono già dei curriculum, dei percorsi che sono in linea con la ricerca che ho, soprattutto quando si tratta di ricerche molto importanti, quindi massive. E per il resto, ecco, io sono piuttosto contraria a quella che è la risposta automatica, ma così come l'idea di contatto con il pubblico che ci sta cercando attraverso una tecnologia che che non sia customizzata. Ecco, a me piace moltissimo dare molta attenzione alla persona in sé, anche se devo darle una notizia di fine Spiacevole. percorso di selezione, Metterci la però faccia, metterci insomma. la faccia, esatto, lo dico sempre anche ai ragazzi del mio gruppo di lavoro che sono un po' più grandi di voi, ma non molto di più. Metterci la faccia è tutto, è giusto prendersi una positiva responsabilità verso chi ci contatta. Quindi tecnologia sì, scusami Alessandro, però Certo. fino ad un certo punto non deve essere il paravento dietro il quale ci Perché sennò nascondiamo. poi succedono appunto quelle epic fail che abbiamo citato, che poi insomma fanno sempre un po' Quelle poi sorridere. diventano barzellette, è carino Esatto, raccontarle agli amici al sabato sera, esatto. non la tua No, HR, noi infatti. dimentichiamo. Senti, per fare anche un po' più di chiarezza su cosa fa esattamente una responsabile HR come te, cioè uno potrebbe pensare tutto il giorno sfoglia curricula e cerca di capire chi deve selezionare, cioè qual è quelle cose che non si vedono che fai durante la tua giornata lavorativa? Ok, allora io lavoro attraverso il mio gruppo di lavoro, nel senso che in qualità di responsabile mi piace moltissimo sviluppare i ragazzi che lavorano con me affinché possano essere sempre presenti nel nostro ambiente di lavoro, avere stretto contatto con le persone. Personalmente coordino il loro lavoro, li supporto e decidiamo quali sono le strategie rispetto al personale, se il personale che ancora dobbiamo identificare, quindi ci dividiamo le ricerche che ci sono in quel momento, decidiamo assieme agli altri responsabili dei vari dipartimenti che tipo di formazione andare a programmare per le persone, come sviluppare le persone e anche, perché no, come gratificare poi il lavoro svolto dalle persone virtuose. Allo stesso tempo il mio è anche un lavoro molto di relazione esterna, perché ovviamente cerco di intrecciare contatti con quelli che sono gli enti esterni, i comuni, le scuole, gli istituti, proprio per riuscire a creare dei progetti ancora più grandi di sviluppo sia delle persone nel nostro territorio, ma anche proprio delle competenze. Ok, quindi insomma non sei solo dietro a CV e quant'altro, giusto per sfatare No, diciamo, un altro ogni falso mito. tanto sì, assolutamente, ma nemmeno il mio gruppo, perché ormai chi lavora nell'ufficio del personale delle grandi aziende si deve occupare veramente di tantissimi aspetti. Quello del curriculum è È uno uno, dei tanti aspetti, forse uno dei più piacevoli, perché mm, poi porta all'incontro con persone. con le persone. Sì. Siamo entrati nel vivo della chiacchierata ed è arrivato il momento della challenge numero 2. In cosa consiste? Si chiama Red Flag, Green Flag. Tu sai, Chiara, cos'è una red flag? Una bandiera rossa, credo sia un bel semaforo rosso che dà lo stop. Esattamente. Tra l'altro possiamo definirla come un campanello d'allarme, un atteggiamento proprio da non fare o da non tenere. Quindi adesso, in questa challenge, io ti dirò tutta una serie di frasi, atteggiamenti calati, magari un po' nella tua realtà di selezione o CV, e tu mi dovrai dire se è una red flag, quindi proprio no, o green flag. Bene, bene. Per fare tutto questo abbiamo le bandiere. Super. Perché così un po' di analogia, Per fortuna non sono daltonica. che è il mio caso, infatti, per cui puoi dirmi quello che vuoi, ma io non capisco, ma ci sono Isabella, Elisa Quindi ti che mi dicono aiutiamo noi per assolutamente sì. codificare il colore che ha. Esatto, Va bene, esatto. va bene. Allora, pronta? Pronta? Stiamo sull'ambito dei CV, Sì. ok? Un CV molto denso, con ogni esame universitario descritto nel dettaglio. Red.
Red flag. Red flag, dobbiamo essere molto smart, molto strategici nelle informazioni che mettiamo nei curriculum. Diamo la traccia di quello che abbiamo fatto, del percorso, l'indirizzo che abbiamo seguito, poi l'approfondimento ve lo chiediamo noi a colloquio. Ok. Un CV con poca esperienza lavorativa, ma spiegata nel dettaglio. Ruolo, eventuali responsabilità, cosa si è imparato. Red flag o green flag? Molto Green bene, flag. molto bene. Se la persona sa, sebbene con poca esperienza, sa già dettagliare bene, insomma, e valorizzare quello che ha fatto, senz'altro sarà un incontro facilitato, piacevole. Ok. Se ho poca esperienza, ben venga che io vada a valorizzare quello che ho Che fatto ho fino a fatto. quel momento. Un CV pieno di paroloni come problem solver, team player, ma senza esempi concreti. Allora, La famosa bandiera arancio. esatto, bravissimo. Orange flag. Questi paroloni sono in realtà valore aggiunto in azienda. Sì, io so essere team builder, team worker, problem solver, è fantastico, fa benissimo al lavoro quotidiano dei gruppi di lavoro. Certo è che se lo scrivo devo esserlo sul serio, quindi scrivetelo pure, ben venga se ci mettete vicino un esempio di contestualizzazione. Ho imparato la cura per gli altri durante un'esperienza di volontariato all'estero, ad esempio. Altrimenti scrivetelo comunque perché fa parte della vostra personalità. Io poi a colloquio vi chiederò un approfondimento. Certo. Un CV con un buco di un anno tra le esperienze di formazione e quelle di tipo lavorativo. Mhm. Red flag o green flag? Non è un problema, Green. non è un Green flag. problema. È chiaro che più io riesco a ricostruire anche nel curriculum un percorso compatto, più sarò chiaro verso chi mi sto presentando. Certo è che tutto quello che non riesco a spiegare bene nel curriculum poi verrà comunque chiesto a colloquio. I buchi soprattutto in realtà non sono mai buchi, ok? Nel senso che la persona qualcosa ha fatto E glielo in si quel chiede. periodo. Glielo si chiede, se la persona ha piacere comunque di scrivere un paio di annotazioni anche nel curriculum rispetto a quello, meglio ancora. Però non sono ostacoli, non li vedo come grandi ostacoli. Ecco, il momento del colloquio serve proprio ad avere una bella chiacchierata assieme per chiarire tutto. Ultima, un CV graficamente molto bello, con la foto profilo fatta in studio fotografico, ma in verità un po' povero su cosa la persona sappia fare davvero. Red flag o green flag? Non possiamo né bocciarlo né Orange flag di nuovo. promuoverlo a prescindere. Certo è che, ragazzi, parliamoci chiaro, se impiegate un'ora delle vostre energie per fare una grafica interessante, carina, metterci il fiore o comunque sviluppare anche qualcosa di creativo, un'altra mezz'oretta dedicatela per mettere anche il contenuto, no? È come se io uscissi da un supermercato con 30 borsoni di plastica, poi qualcuno va a vedere dentro solo gomma a piuma dentro. Invece che avere gli alimenti che mi servono Certo. per la settimana, a noi interessano i contenuti. Il fatto che il curriculum sia curato anche nella grafica ci dà l'idea della cura che ci avete messo, però il contenuto ci vuole necessariamente. Informazioni utili? Challenge superata? Puoi ridarmi le bandierine, Chiara. Grazie. Grazie. A te. Allora, senti, una delle cose che vedevamo prima con gli studenti è un altro tema, come dire, sempre un mito, no? del CV, se accompagnarlo o meno con la lettera motivazionale. Cioè, ad oggi, secondo te, conta ancora, la si guarda, ha rilevanza oppure no? Conta per determinate posizioni probabilmente e secondo me è molto importante presentare una lettera motivazionale che non deve essere un estratto di Divina Commedia, attenzione anche qui, ci deve essere una scrittura molto smart, molto intelligente, strategica. Conta soprattutto quando non c'è un'esperienza ancora così consolidata. A me serve molto per capire questa giovane ragazza, questo giovane ragazzo che aspettative ha, perché poi
quello che io offro in azienda deve essere molto coerente con le aspettative di chi incontro, altrimenti la grande storia d'amore azienda dipendente dura poco, Mm. ok? Se non c'è questo tipo di passione. Quindi ecco, io la utilizzerei proprio per valorizzarmi nel momento in cui ancora non ho avuto modo di creare quel parterre di esperienza che magari già mi valorizzerebbe a curriculum. Quindi, diciamo, potenzialmente per una risorsa che si mette per la prima volta nel mondo del lavoro, puntare sulla lettera motivazionale può aver senso. Assolutamente. Sì, sì, ma bastano veramente poche righe, ragazzi, per colpire l'attenzione. Basta che siano appunto autentiche, che non si percepisca che è un qualcosa, no? Assolutamente. Ok. Certo. È arrivato il momento delle domande dal pubblico. Mm. Dico domande perché in genere a tutte le altre interviste ne hanno fatta una, però qui ho dato la possibilità di farne anche più di una perché credo che sia per loro molto importante avere te, Chiara, che possa dargli delle dritte su Vediamo questo un po'. ambito. Ma partiamo dalla prima e so che c'è Ilaria che scalpita. Ciao Vai, Chiara, Ciao, grazie Ilaria. mille per il tuo intervento molto interessante, visto che ci riguarda da vicino, visto che finito il percorso di studi dovremo entrare nel mondo del lavoro. E a tal proposito vorremmo chiederti se il curriculum dovesse avere una struttura particolare o comunque qualche parola che dovrebbe esserci, sarebbe meglio che ci fosse, ecco. Allora, grazie mille. Prima di tutto, Ilaria, ecco, organizzarsi bene lo spazio di un curriculum è importante, non c'è la regola, ok? Però è importante presentare un documento ordinato perché il curriculum mi parla di come sei tu, di come siete voi, quindi se trovo qualcosa di caotico e confusionario, probabilmente la persona sarà molto simile a quanto prodotto. Sicuramente è molto importante valorizzare ciò che più si ha a proprio favore in quel momento. Quindi arrivi da un percorso formativo, valorizzami quel percorso formativo, mettendo poi quella che è la descrizione di quelli che sono anche i lavoretti, quelli che io chiamo lavoretti del tempo libero. Io ne ho fatti tantissimi mentre ero all'università e tutto è servito. Non abbiate paura di scriverli, quelli sono già esperienze importantissime perché vi hanno insegnato l'approccio con il pubblico, il rispetto degli orari, il lavoro di team. Tutto quello che fate è utile, ragazzi, anche se magari non sembra, l'esperienza è già quella. Quindi formazione da valorizzare, esperienze anche dei piccoli lavori, dei lavori estivi e attività del tempo libero. Le attività del tempo libero ci parlano di voi, di come siete, di cosa vi piace fare. È fondamentale per noi capirlo. Quindi anche corso di pittura, queste cose Ah qua, sì, corso di pittura, yoga, nuoto, giovani marmotte, quello che è. qualsiasi cosa, sì, qualsiasi cosa che per voi sia importante come investimento nel proprio tempo. C'è qualche altra domanda, ragazzi? Chiaro che non ci sono domande stupide, vai. Ti Io ho chiami? una... Desiree. Desiree. Ho una domanda più sulla fase successiva al curriculum, quindi quando si arriva alla fase del colloquio. Se tu dal punto di vista HR hai tipo quelle che sono delle red flag, usando la terminologia della challenge, Giusto. di come, diciamo, non mi dovrei porre nei confronti, diciamo, dell'HR in quel momento che mi sta colloquiando. Oppure delle green flag, diciamo, in entrambi gli aspetti, se ci sono cose che ti fanno pensare sì, è il candidato giusto, oppure no, è il candidato che non fa per me. Bella domanda. Certo, assolutamente, grazie Desire. E sicuramente, allora, parto dalle green flag che sono un po' l'ABC di quando ci si conosce. Sicuramente è un bellissimo segnale arrivare in azienda un po', almeno un po' preparati su quella che è la storia dell'azienda. Sembra assurdo, però a volte, raramente, però capitano anche ragazzi giovani che hanno molti strumenti di informazione a disposizione che arrivano e non sanno nemmeno che cosa produciamo. Sembra disinteresse, no? Noi accogliamo un ospite in azienda, ci fa piacere sapere che quella persona si è un po' interessata. Quindi sicuramente raccogliere informazioni e avere anche un paniere di domande pronto da fare, perché tutti gli elementi che emergono attraverso le domande poi vi servono come fattore decisionale anche, perché non valutiamo solo noi, ma valutate anche voi se siamo l'azienda giusta.
Bandierina rossa sicuramente arrivare in azienda, adesso parlo proprio in maniera molto semplice, con l'atteggiamento del galletto. Il galletto che l'assaggia lunga, un po' spaccone, un po' menefreghista, il galletto che vado ad accogliere, o la galletta, in reception e lo trovo seduto come se fosse ad un lido estivo, ok? In azienda comunque, per quanto l'atmosfera possa essere piacevole e familiare, comunque ci vuole una certa professionalità e vedere che c'è già quel tipo di consapevolezza nel momento in cui mi presento a colloquio, ecco, senz'altro quello è una buona cosa. Sicuramente, ecco, come quando ci prepariamo per uscire, per andare ad un appuntamento con gli amici, con la dolce metà, ad un primo appuntamento, è bello arrivare anche tutto sommato curati in azienda, che non vuol dire che arrivo tirato a puntino come se fosse una sfilata, ma vuol dire che non mi presento, insomma, come se dovessi andare ad un party al muretto di Jesolo, nel caso fosse ancora operativo, perché Credo di ero... sì, non lo Ok, so, un perfetto. po'... Ci fa Mi capire che riferisco... apparteniamo a un'altra epoca, Chiara. Mi riferisco, chiedo l'aiuto del pubblico su questo. Esatto. Ho antichi ricordi. C'è un'altra domanda? Io ne ho un'altra. Vai, Riccardo. Se nel curriculum allora, si dà sempre importanza, come avevo detto prima, alle soft skills, giusto? E anche nel mio le ho messe evidenti, è la prima riga, però non le ho approfondite così tanto. Allora, secondo te è importante magari approfondirle di più? Ad esempio, dare un'importanza molto maggiore, un 60% alle soft skill e un 40% alle hard, oppure ci deve essere, insomma, che proporzione daresti tu al curriculum? Un buon bilanciamento senz'altro. Io addirittura le metterei in uno spazio fisico diverso nel curriculum, tecniche e soft. Mi piace moltissimo quando, ad esempio, trovo un bel percorso compatto, una bella descrizione compatta di formazione, esperienze, magari sulla destra, sulla sinistra, imposto quelle che sono le cose un po' più piacevoli e mie personali, no? Quindi la foto, qualche informazione attraverso anche utilizzo di parole chiave, perché no? E ci può essere un trafiletto con scritto cosa ci tengo a raccontarvi di me. Ok, e lì vado proprio ad approfondire quello che è la parte tutta personale di attività, di passioni, di approfondimenti che sono stati fatti. Quello lì, in quel modo stai già valorizzando moltissimo. Prego. Senti, a favore anche dei ragazzi, ti chiedo un paio di feedback su delle cose che sono successe a me nella selezione del personale e dimmi pure se sono io che sono troppo rigido oppure sbaglio. Tipo, il candidato o la candidata che ha l'appuntamento per il colloquio, tipo all'ora X. Allora X più 2 minuti chiama dicendo ah, scusi, sono nella via, ma tipo a Limena invece che a Padova. Cioè, nel senso, a me pare che dica già tanto. Tu cosa ne pensi? Allora, se è a Limena invece che a Padova, è un indicatore importante perché? Perché fa sempre parte, ragazzi, di quella che è la preparazione che abbiamo detto di fare prima, no? Quindi cerco informazioni sull'azienda, il che vuol dire cerco anche di capire bene dove Dov'è? mi stanno aspettando quel giorno. Se invece la location è la stessa E non lo trova, certo, mi sono certo, perso certo. e quant'altro, l'importante è avvisare. Ecco, io al mio primo colloquio in Freudenberg sono arrivata con 10 minuti di ritardo, ho avvisato perché è una zona industriale, c'erano lavori in corso e il navigatore mi ha fatto finire praticamente in una fattoria didattica invece che in una Ok. produzione metalmeccanica, però ho avvisato e tutto è andato poi bene. Altra cosa da dire, avvisare sempre se sei in ritardo. Altra cosa che mi è capitata, colloquio, arriva l'ora X, non si presenta nessuno, la sera arriva una mail. Scusate, ho avuto un imprevisto, non sono riuscito a venire, posso passare domani? Nel mio caso, io ho detto, bastava chiamare, però per me questa è una super red flag. Sì, concordo con te Alessandro, e ritorniamo al discorso della cura, no? Della cura che io dedico
al mio interlocutore e che spero che anche il mio interlocutore abbia. Una persona che agisce in questo modo non la riconvocherei perché penso che sia da rispettare il lavoro e il tempo delle persone, per cui la mail che hai scritto alle 10 di sera la potevi scrivere, insomma, durante prendere la il telefono e giornata chiamare. o chiamare, sempre per il fatto di metterci la faccia, Esatto. Poi Verissimo. tutto è capibile, veramente, tutto è giustificabile, tutto è rimediabile, se fatto anche con i tempi e il modo giusto. Ci vuole un certo savoir-faire anche in questo. Grazie Chiara che mi hai confortato su queste cose che pensavo di sbagliare, ma Non sei invece... rigido. Ok, bene. Questo lo dico a favore anche delle colleghe che poi ogni tanto mi prendono in giro, tipo Elisabella che ride. Comunque, siamo giunti ormai alla fine di questo episodio, abbiamo parlato un sacco e penso che siano emerse tantissime spunti diciamo, sia sul tema colloqui di lavoro, ma in generale come comportarsi in azienda. Ultimissima challenge, che poi è una chiusura, diciamo, di puntata. E forse anche, insomma, è quello su cui cerchiamo di dare maggiore attenzione, ovvero noi adesso abbiamo parlato di come ci si dovrebbe comportare sempre in maniera corretta diciamo, in quella casistica dove la persona arriva già con le idee chiare e sa cosa deve fare. Però immaginiamoci anche che non ci siano solo studenti o ragazzi che abbiano le idee chiare, che sappiano già cosa fare, ma ci siano anche quelli che magari non hanno ancora chiarissimo dove vogliono andare, in quale azienda lavorare, o comunque, anche guardando i loro coetanei, si sentono un po' indietro, un po' in ritardo. Cosa ti sentiresti di dire come unico consiglio a questi ragazzi qua? Ok, quindi non all'interno del mio ruolo, come No, in cosa generale. direi? Cioè, in sai, quando ti generale? senti un po' in ritardo o fuori posto rispetto ai tuoi coetanei. Due cose fondamentalmente. Osserva che cosa della tua vita ti piace fare anche giornalmente, quotidianamente, quali sono i momenti che ti rendono sereno e felice, quali fai con pesantezza e da lì cerca di capire per che tipo di lavoro sei pronto e in che tipo di lavoro hai voglia di metterti in gioco. Mhm. L'altra cosa, sempre relativa alla curiosità, chiedi tanto, cerca di parlare tanto con persone che hanno già esperienza, chiedi, sii curioso, la curiosità è la nostra primissima bacchetta magica per chiarirci tanto le idee e per essere sempre pronti ad affrontare le sfide quotidiane. Quindi non spegnete mai quella lucetta che vi fa fare tantissime domande in generale nella vita. Essere curiosi, insomma, anche in generale, no? Sì. Chiara, grazie mille per aver Grazie a te. condiviso il tuo Grazie ai percorso. ragazzi. Assolutamente sì, e non solo grazie a loro che comunque sono il nostro pubblico in sala e si merita un bel applauso, ma anche grazie a Confindustria Veneto Est che ci ha supportato in questa seconda stagione di Crafting Connections, che ricordiamo è il video podcast di Digital Artifacts, Festival delle professioni del futuro del nostro territorio, in programma il 27 e il 28 marzo al Centro Culturale San Gaetano e sviluppato assieme al Comune di Padova, alla Camera di Commercio di Padova e a Venice Promex, l'ho detto tutto. Digital Artifacts troverete un sacco di talk, un sacco di live expo, di aziende tech e aziende più artigianali dell'intelligenza delle mani. Troverete progetti scuola e soprattutto tantissimo network tra studenti e aziende, quindi vi aspettiamo. Vi ricordo anche che per avere maggiori informazioni sul nostro programma andate sul nostro sito di Digital Artifacts o sulla pagina Instagram. Concludo dicendo che se avete trovato interessante, come credo, questo bellissimo episodio con Chiara Vigato, seguite il nostro canale YouTube di Padova Stories e recuperate tutti gli altri. Ciao!